Dalle istituzioni regionali e provinciali alle unioni montane, dai veterinari al mondo dell'agricoltura, un fronte compatto per trovare soluzioni di convivenza con il lupo. Nasce con questo intento il primo tavolo tecnico permanente sul lupo a Vicenza, primo in regione, con l'obiettivo di affrontare la sfida legata alla presenza del grande predatore, tutelando allevatori e turismo, animali d'affezione e biodiversità, costruendo strategie di lungo periodo che rendano possibile una convivenza equilibrata tra attività zootecniche e fauna selvatica. Sono danni economici alle attività che di fatto grazie agli animali ne traggono un reddito. Pensiamo alle maglie che oltre che essere un'attività agricola e di gestione dei nostri territori, oggi è impattata da questo predatore e di fatto è una conseguenza poi anche al turismo. Predazioni numericamente in calo nel Vicentino dalle 192 dello scorso anno alle 93 registrate quest'anno, indice che fornisce però una duplice chiave di lettura. Teniamo presente, oltre al fatto che le persone non denunciano più, anche al fatto che molte meno malghe sono state caricate e quindi anche questo secondo me ha inciso in maniera profonda. Presenza che al momento, a fronte di perdite economiche rilevanti, viene gestita attraverso misure di prevenzione e dissuasione. Quelli messi in campo dalla Regione sono le reti, sono reti di protezione, cani da guardiania, che implicano però un periodo molto lungo perché funzionino, e poi ci sono i dissuasori e poi hanno messo anche in campo giustamente la dissuasione con le pallottole di gomma. Abbiamo esteso l'utilizzo dei proiettili di gomma su tutta la provincia di Vicenza, con il problema che di fatto c'è il personale che può sparare oggi è limitato perché i numeri di polizia provinciale oggi, gli agenti di polizia provinciale oggi presenti in provincia di Vicenza non possono coprire tutto il territorio provinciale. 2, vanno formati nuovi agenti venatori con questa qualifica e oltre a questo di fatto non è facile trovare il lupo.